Paesaggi meravigliosi, colori vivaci, da sembrare quasi finte, editate con qualche programma. Invece le immagini scattate in Lapponia a migliaia dal fotografo friulano Gabriele Menis sono tutte vere. L'amore per il nord, per le aurore boreali, lo hanno portato a passare mesi tra Svezia e Finlandia a caccia di un fenomeno tanto affascinante quanto raro da riprendere. Scopriremo insieme come nascono e in che ore è più probabile imbattersi in questi archi di luce e che strumenti servono per ritrarre l'aurora boreale perfetta. Buongiorno Regione, lunedì. Argomento, andiamo a vedere uno dei temi della nostra giornata, è diventato il cacciatore di aurore boreali in Lapponia, dove passa quasi 3 mesi all'anno con l'obiettivo della sua macchina fotografica in mano puntato verso il cielo. Si chiama Gabriele Menis, un fotoreporter di Udine, ha 40 anni, fin da bambino ha coltivato una passione per il Grande Nord e per la neve. L'ha intervistato Eva Ciuc. Cosa si prova quando sopra la testa esplode e ti avvolge questo spettacolo delle luci del nord? Beh, sicuramente una grande emozione, e io penso di ovviamente averne viste migliaia, però non c'è mai stata una uguale all'altra, quindi è proprio una situazione quasi mistica. Lei è appena tornato da un tour fotografico e culturale a caccia dell'aurora boreale fra Lapponia svedese e finlandese. Lei organizza questi viaggi. Com'è il ritorno dopo 2 o 3 mesi di soggiorno in Lapponia? Beh, ovviamente c'è una sorta anche di shock culturale, lo chiamo io, perché c'è ovviamente un tipo di vita molto diverso in quelle zone rispetto a quello che noi viviamo da queste parti, quindi bisogna un attimo riabituarsi ovviamente alla vita qua, quindi là ovviamente ci sono densità abitative piuttosto basse, quindi qua c'è una vita anche molto più frenetica rispetto a quella che si può avere appunto in quelle zone. Com'è stata l'aurora boreale quest'anno? Beh, quest'anno c'è stata molta attività geomagnetica, si chiama così infatti il tipo di manifestazione, diciamo così, che provoca questo fenomeno. Stiamo andando adesso verso il massimo del ciclo solare, quindi ciò significa appunto aurore boreali più forti e più visibili anche più a sud, e quindi è stata una buona annata e si sono viste parecchie aurore anche molto forti, perché ci sono state diverse tempeste solari che provocano appunto questo fenomeno. Come si fotografa un'aurora boreale? Beh, ovviamente bisogna stare, diciamo, all'aperto durante la notte. Gli orari più probabili sono dalle 9 all'1 di notte circa, e bisogna ovviamente anche avere pazienza, perché è un fenomeno che può manifestarsi per pochi minuti oppure anche per diverse ore in caso di, diciamo, tempeste appunto molto forti. Quindi bisogna essere muniti di fotocamere impostabili manualmente, un treppiede, perché ovviamente questo tipo di fotografia notturna richiede un tempo di posa di diversi secondi, e anche ovviamente sapere come si fotografa la notte, no? Cosa significa stare tante ore in condizioni atmosferiche sfavorevoli? L'inverno è duro, ma un inverno che comunque diceva sta cambiando. Sta cambiando comunque il clima, infatti io ho notato degli sbalzi anche di temperature importanti nel giro di poche ore. Per citare quest'ultimo anno, quindi l'inverno 2023, febbraio è stato molto sopra media, e invece marzo è stato molto più freddo, con punte anche di 30, 35, 38 sotto zero. I viaggi fotografici che lei organizza sono sempre alla scoperta dei territori, però nel rispetto della natura, delle tradizioni, del paesaggio. Ci racconti anche il suo rapporto, il suo incontro con il popolo Sami? Io dico sono anche abbastanza simili ai friulani, devono un po' aprirsi, poi sanno essere anche molto amici e anche desiderosi, diciamo, di far conoscere la loro cultura e le loro tradizioni un po' a chi visita poi questi territori. Sono un popolo che ovviamente ha avuto una vita piuttosto dura per sopportare appunto gli inverni estremi, freddi di quelle zone, e infatti grazie alle renne, che è l'animale simbolo della Lapponia, sono riusciti a rimanere stanziali in quelle zone, perché la renna infatti ha dato loro, diciamo, tutto ciò di cui necessitavano per vivere, per sopravvivere in quelle zone. Qual è stata l'emozione più grande nel corso di tutti i suoi viaggi fotografici? Mi ricorderò sempre la prima volta che ho visto questo fenomeno, è quasi una situazione mistica. La prima ovviamente non la dimenticherò mai.